E allora, gradito ospite oggi di Hotcorn, abbiamo Francesco Tozzi. Grazie Francesco, come stai? Ciao, grazie a voi. Benissimo, tutto bene? Vedi, l'altro giorno abbiamo avuto Leonardo Mazzarotto e oggi invece abbiamo Francesco che interpreta Rosario nella Sì. compagnia del Cigno, che è appena iniziata. Vabbè, innanzitutto, scusa, la prima domanda è che effetto ti ha fatto vedere la prima puntata? È sicuramente stata una grandissima emozione, anche se in realtà noi 7 protagonisti avevamo già avuto la puntata, insomma, c'era già stata mandata e quindi avevamo avuto modo di vederla. Però, Nessuna insomma, sorpresa, avevo quindi. tenuto tu... Come? Nessuna sorpresa. No, vabbè, vederla la prima volta assolutamente sì, anche perché noi non insomma, durante le riprese non vediamo nemmeno le scene, a meno che, insomma, al doppiaggio, qualche cosina, qualche piccola scena sì, però in realtà tutta Non non la vediamo di fatto. E quindi è stata una grandissima emozione e soprattutto anche, insomma, rivederla, vedere la prima puntata con i miei domenica sera, con i miei genitori. E che effetto ti fa lì? Ti emozioni, cioè, vederti attraverso gli occhi dei genitori? Beh, allora, diciamo che la cosa che mi piace, ovviamente, è rivedere, più che altro rivedere, insomma, l'effetto è abbastanza strano, soprattutto quando uscì la prima stagione, vedermi in TV è stato veramente boh, così fuori, insomma, dal normale, diciamo. E la cosa bella, appunto, di vedersi è capire se, insomma, se sono riuscito di fatto a fare quello che dovevo fare, quindi a Ma in sei qualche modo ipercritico? provare ad emozionare. Come? Sei ipercritico nei tuoi confronti o... Sì, molto, Ah, sì? molto. Sì, 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 in realtà sì. L'intento però ovviamente è quello di in qualche modo provare ad emozionare, ecco, è quella la Sì. bellezza di questo lavoro. Sì. Infatti devo dire che appena ti si vede colpisce molto la naturalezza con cui interpreti Rosario, c'è sempre proprio tu. Quanto c'è di Francesco in Rosario? Guarda, ti dico la verità, molto, molto, a parte, insomma, sfortunatamente il ruolo familiare, insomma, la condizione familiare che fortunatamente non è quella, però in realtà rispecchia molto il mio atteggiamento, il mio modo di fare, quindi sì, 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 mi ci sono trovato bene sin da Una subito. sorta di gemello. Senti, Francesco, Sì, torniamo indietro all'inizio, no? Quella mail del certo. conservatorio, a come parti tutto. Quant'è cambiata la tua vita in questi 3 anni? Diciamo che è cambiata sicuramente perché ho scoperto una nuova passione. Di fatto è la mia seconda passione dopo la musica. È entrata proprio nella mia vita per quanto riguarda, insomma, la recitazione. Ehm, Ti dico come volete sapere come è Sì, nata. sì, sì. No, mi Come... incuriosisce questo fatto perché pure Leonardo l'altro giorno diceva che fino a quel momento in realtà la recitazione non l'aveva mai contemplata Ah, nella no, sua no, vita. quello sicuro. No, 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 no. Infatti, no, in realtà come è nata? È perché ci hanno mandato un'email, insomma, dal tutti i conservatori d'Italia. E io abito a Firenze, quindi è arrivata la mail dal conservatorio Cherubini e era, insomma, una selezione, una prima selezione. E quindi in realtà sono andato lì, in realtà Leggero. inizialmente non volevo nemmeno, sì, Ah, ti dico la verità, non volevo nemmeno andarci, cioè era... Poi, vabbè, mi sono fatto convincere e ho detto, vabbè, per gioco, insomma, proviamo, insomma, vediamo un po' cosa succede, com'è. Quindi sono andato, prima selezione fatta, e
insomma, varie domande, come ti chiami, chi sei, quanti anni hai, eccetera. Però di fatto lì era una prima presentazione. Poi invece poi mi hanno richiamato, ho fatto il primo provino a Roma, e quindi sono dovuto andare a Roma e ho fatto il primo provino, e poi ci sono stati, mi hanno richiamato, ho fatto 6 provini se non sbaglio, che è tanti, sì, abbastanza, dove tra l'altro, insomma, ancora io non avevo conosciuto, ai provini ho conosciuto solamente Leonardo e Ario. Il resto dei ragazzi non li avevo mai visti, di fatto. E quindi dopo 6 provini, alla fine, insomma, man mano che andavo avanti, mi stavo anch'io, insomma, ero Ti stavi bello... credendo. Sì. E quindi poi mi hanno, mi ricordo, ero in autobus e mi hanno chiamato e mi hanno detto che ero stato preso, e che tra l'altro che era stato preso anche Ario, perché subito dai provini ci siamo trovati molto bene, insomma, sono stati subito, c'era un certo feeling. Senti, parlando con Leonardo, esce una cosa poi, che questa compagnia del cinema in realtà sì, è lì sullo schermo, però anche fuori siete uniti, c'è un legame, è vero? Molto, molto, infatti è stata la bellezza, grazie anche, infatti, insomma, non solo la recitazione, ma è proprio stato bellissimo trovarsi tutti insieme, e fortunatamente, perché insomma, non era scontato, e ci siamo trovati tutti molto bene sin da subito alle prove con la nostra coach Leonarda Imbornone, e quindi è nata una vera e propria amicizia, che tuttora oggi continua. Diciamo che la difficoltà sta sicuramente nel fatto che io sto a Firenze, e insomma altri 2 stanno a Roma, altri stanno a Milano. Chiara prima stava in Puglia, insomma, e non ancora a Milano. Diciamo, siamo un po' tutti sparsi. Quindi la difficoltà sta quando, insomma, non Certo. siamo sul set, sta nel vedersi, anche se durante, insomma, le varie vacanze che sono state, cioè, negli anni passati, e ci siamo a volte visti, sì. Senti, invece, prima parlavi di come no, la recitazione sia entrata nella tua vita senza che tu te l'aspettassi. Oggi quindi lo fai in maniera diversa, ma guardi anche altri attori. Chi sono i tuoi riferimenti, i tuoi modelli? Hai dei miti? Ma allora, guarda, io ti dico la verità. Allora, per quanto riguarda sì, attori, diciamo che non ne ho veramente uno in particolare di riferimento, cioè guardo, non ne ho uno preferito, ecco. Guardo però molta scena italiana. Sicuramente amo per Francesco Favino e Alessandro Borghi. Per quanto riguarda, insomma, invece all'estero, insomma, attori come Leonardo DiCaprio, guarda, i Ah, beh, il top. giganti, Leonardo DiCaprio, chi altro, insomma. Sì, sì, i Boh, grandi di Hollywood, eh, diciamo. ma esatto, esatto. Il tuo film Quindi preferito? sì, come? Il tuo film preferito qual è? Mio film preferito, anche di questo io non ne ho uno in particolare, però film preferito, guarda, ti direi, ce n'è ti posso dire, L'attimo fuggente Ah, sicuramente, bello. anche perché infatti Robin Williams è uno dei grandi che amo. L'attimo fuggente, ti direi anche Leon, per esempio, Ah, grande Leon film, the Leone, Luc Professional. Besson. E sì, i Blues Brothers, per esempio, insomma, Classico. ne ho un bel po'.
Senti, invece nella seconda stagione della Compagnia del Cigno, per scelta di Ivan Cotroneo, l'altro giorno ce l'ha spiegato, non esiste il Covid, non c'è, no, il Covid, cioè la vita è normale, quella di prima. Cosa ne pensi tu di questa scelta? No, è stata sicuramente ha fatto è una bellissima scelta. Ovviamente poi le varie restrizioni, insomma, lì sul set, ovviamente abbiamo seguito tutti i protocolli, ci sono stati, però secondo me è stata veramente azzeccata. Ha fatto molto bene Ivan a non inserirci ora in mezzo questa vicenda che in realtà, insomma, ai fini della serie Sì, non non aveva è, tanto senso metterla in mezzo, ecco. è vero, sì. Sì, è un po' come no, un sognare anche la vita normale, no? Uno vede, Sicuramente, sì, ricorda sì, sì. com'era. Senti, musicalmente invece quali sono i tuoi miti? Sia di classica che di pop Musicalmente, rock? allora, guarda, io in realtà musica classica, ti dico la verità, io non sono un appassionato, anche perché suonando batteria e, vabbè, Là ce n'è percussioni, poco. però, insomma, principalmente io sono nato, insomma, come sono cresciuto come batterista e quindi di fatto non amo molto, insomma, tutti i generi, sì, anche la classica, diciamo un pochino meno, però insomma ascolto di tutto, quindi infatti dalla classica al rock, al pop, al jazz. Sei più E Metallica che Brahms, diciamo. no, No? no, Metallica, allora ti dico, sono un po', amo molto il jazz, amo molto il rock, sì, ma non hard, non metal spinto. E sì, un pochino più soft, diciamo. Ok, quindi tu in un'altra vita saresti un batterista jazz, ti piacerebbe fare il batterista jazz? Beh, sì, sicuramente sì, non sarebbe affatto male. Senti, come vi tenete in contatto? Avete un gruppo WhatsApp della Compagnia del Cigno? Uno? Ah, Ne ah, abbiamo, ne abbiamo sì, una marea. E ci teniamo, sì, sì, in contatto, vabbè, giornalmente oramai. Ne abbiamo, sì, un gruppo con tutti noi insieme, un gruppo anche con noi, sì, noi sette, più alcuni del ah, set. Quindi sì, o insomma anche con Ivan, ma anche ti parlo di alcuni proprio sul set per quanto riguarda insomma, aiuto regia. cose più tecniche. E sì, 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 esatto. Quindi sì, sì, comunque giornalmente noi ci teniamo in Contatto. contatto. Sì, sì, sì. Senti, ma c'hai un video davanti, recitazione o musica, se dovessi scegliere una strada sola? Sei costretto, altrimenti Eh, è tosta. mamma mia. Allora, ti dico la verità. Ora come ora ti direi recitazione. È quella che ti accende di più adesso. E come? È quella che ti accende di più adesso, che ti tiene... Diciamo sì, anche per allora, in realtà che io ora insomma, è da mesi che settimanalmente, il fine settimana, ormai insomma ho terminato, però ho continuato con la recitazione, con la mia coach di recitazione e ho continuato perché il mio intento, ora come ora, sarebbe entrare in un'accademia di recitazione. E quindi sì, insomma, ora ho finito e dovrò poi, appena usciranno i bandi nelle varie scuole, nelle varie accademie, vedrò e manderò tutto il necessario.
Certo. Senti, ma scusa, ma Whiplash l'hai visto, il film di Damien Chazelle? Perché Sì, quello sì. è il tuo praticamente. Sì. Ma io c'ero, insomma, anche Whiplash sicuramente è stato uno dei film che sicuramente ho apprezzato di più, anche perché ovviamente si parla Sì, di quello, ecco. assolutamente. Senti, l'ultima domanda è, vedremo secondo te una terza stagione o ti metto in imbarazzo se te lo chiedo? No, guarda, no, non mi metti in imbarazzo. Io ti dico che in realtà, insomma, ovviamente non si sa, e in realtà anche la storia della Compagnia del Cigno 2, della seconda stagione termina, insomma, c'è una fine, insomma, che può essere definita fine, poi quello sta, insomma, per vari fattori che si possono mettere in conto e vedremo. Non ti saprei. Io ti dico che sì, insomma, finisce qui, però Non si non sa. si sa mai, non è mai detta l'ultima parola, ecco. Certo, assolutamente. Senti, l'ultimissima cosa, che rapporto hai con i fan? Visto che comunque sui No, social, insomma, ho visto che siete seguiti molto. sì, guarda, allora io ti dico, io non amo particolarmente i social, cioè io non ci sto dietro a dirti la verità, cioè anche sì, ora Instagram per esempio, in realtà ho poi solo quello, Instagram, WhatsApp, Mm. poi il resto io non sono un ragazzo che insomma, sì, ci guardo, a volte vado su Instagram, ma non ci sto dietro Sì, veramente, sì. veramente tanto, ecco. Però no, fa sicuramente piacere ricevere tutti i messaggi dai fan, insomma, da tutte quelle persone che apprezzano la serie e il mio personaggio. Sicuramente anche quella è un'emozione, insomma, vedere i messaggi che riceviamo di affetto. Quindi sì, questo però in realtà Non non... sei uno smanettone, no- diciamo. esattamente, sì. Vabbè, senti Francesco, innanzitutto volevo dirti che qui a Hotcorn noi siamo fan del tuo Rosario perché sono uno dei personaggi più belli Grazie della mille, serie, quindi ti aspettiamo per altre cose e quando siamo fuori volentierissimo, ci incontreremo da qualche parte. Va assolutamente, bene. speriamo. Grazie Grazie mille mille a Francesco tutti, Tozzi per essere stato grazie. con noi. Grazie Francesco. Ciao, grazie. Ciao, ciao ciao.